Ma che mia nonna, la bisnonna di mia nonna la faceva, quindi risale, come pure i cuddureddi e le collurelle, diciamo dargli un po' di italiano, li faceva pure la bisnonna di mia nonna, quindi risale molto antecedente al 1800. Si chiama l'altro prodotto invece? L'altro prodotto a fuazza. Da non confondere con la focaccia. Assolutamente, non è focaccia ripiena, ma è fuazza, è un termine detto da allora, quando loro l'hanno incominciato a fare, siccome avevano fame, che era tipo fuazzata, affocata, diciamo, e mettevano dentro salsiccia, lardo, oppure del pecorino o del pomodoro, quello che avevano per poter mangiare durante la sera, oppure per andare il giorno dopo anche al lavoro, che lo portavano come pranzo. Si utilizza l'impasto abituale per il pane, naturalmente con lievito naturale, rigorosamente lievito naturale. Rigorosamente senza lievito di birra. E il pane, si impasta il pane, dal pane quando già era lievito loro aprivano un pezzo di pane, si metteva dentro queste cose e si andava a infornare. E quindi il forno stava molto meno del pane e quindi lo apprezzavano. Si può condire quindi con diversi ingredienti? Sì, si può condire con diversi ingredienti. Io a volte lo faccio anche fritto, ora qua lo faccio ripieno anche con delle acciughe, pomodoro e formaggio dentro, e lo faccio fritto e poi lo taglio e lo faccio. Questo proverò anche a farlo, vediamo secondo i tempi, la confusione che c'è, proverò a farlo anche. Oggi l'abbiamo visto invece con quali ingredienti? Oggi l'abbiamo visto con la salsiccia e il lardo. Abbiamo visto la fase di preparazione, abbiamo messo la fuazza già in forno, adesso basta una semplice cottura. Sì, nel frattempo che noi andiamo a impastare i cuddureddi, noi poi prendiamo la fuazza dal forno.